TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Con la cronaca. Il 29 agosto scorso è stato intercettato un'imbarcazione che procedeva in assetto planante e a una velocità fino a 5 volte superiore al limite consentito nel canale di San Lazzaro, principale via di accesso alla mostra del cinema. L'imbarcazione, con targa parzialmente manomessa, è stata sorpresa a compiere manovre pericolose tra i taxi acquei e a navigare fuori dai canali autorizzati. Il conducente, inoltre, è transitato 2 volte di fronte al telelaser in planata, sfidando apertamente il dispositivo della polizia locale. Le condotte, documentate con strumenti elettronici, hanno permesso di avviare le indagini che hanno portato all'identificazione della responsabile, un 17enne veneziano collegato ad un natante già registrato. Il giovane è stato convocato negli uffici competenti, sanzionato per le violazioni amministrative e denunciato all'autorità giudiziaria per mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, nonché per le ipotesi di reato connesse all'alterazione della targa identificativa. Cambiamo argomento. Siglato l'accordo transattivo tra Ronal e Speedline di Santa Maria di Sala. Si è chiuso un capitolo importante della crisi Speedline, sono le parole dell'assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan. Per Speedline e i suoi 250 lavoratori, conclude Mantovan, continueremo come regione a fornire tutto il supporto necessario per favorirne il rilancio. Si tratta di un passaggio positivo e fondamentale, commenta il segretario generale della FIM Cisolo Venezia Matteo Masiero. Ora attendiamo che si sviluppi tutta la procedura di gara per la vendita dell'azienda. In particolare è fondamentale per noi che arrivi un partner industriale capace di credere in tutte le potenzialità di Speedline, che ha storia, brand e competenze per essere competitiva sul mercato. Ora è importante lavorare tutti insieme, continua Masiero, per far sì che l'azienda trovi una sua stabilità nel più breve tempo possibile. Speriamo che questa fase non si allunghi troppo, perché i lavoratori sono in una situazione critica già da mesi. Passiamo alla sanità. 120 in 30 giorni nei 44 comuni veneziani. L'ottobre rosa di Venezia è salpato dall'approdo di Piazzale Roma a bordo del vaporetto della prevenzione. Il battello toccherà tutte le isole, ma sarà anche protagonista la Venice Marathon, la Venice Hospitality Challenge, al Salone dell'Alto Artigianato Italiano e alla Sagra del Mosto di Sant'Erasmo. A bordo si effettua il controllo senologico gratuito con i medici della Breast Unit dell'ULSS 3. Le visite vengono effettuate solo su prenotazione, telefonando dal lunedì alla venerdì dalle 8:30 alle ore 12:30 alla segreteria LILT al numero che vedete in sovraimpressione 041 95 84 43. L'autobus rosa invece percorre le strade della terraferma e della città metropolitana. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ancora cronaca. La scorsa settimana Mestre, la Polizia di Stato, nei pressi del mercato rionale settimanale di Mestre, ha individuato un soggetto già noto alle forze dell'ordine che si aggirava con atteggiamento sospetto. Ad un certo punto è salito a bordo di un tram in cui si sarebbe avvicinato a un anziano signore con il probabile intento di sottrargli il portafoglio. A quel punto i poliziotti sono intervenuti bloccandolo e l'hanno portato negli uffici del commissariato per approfonditi accertamenti, all'esito dei quali l'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per l'inosservanza del provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal comune di Venezia, disposto lo scorso maggio dal questore di Venezia. L'uomo è stato inoltre colpito da decreto di allontanamento con contestuale ordine di accompagnamento presso un centro per il rimpatrio dislocato nel territorio nazionale, effettuato nella stessa giornata da personale del commissariato di Mestre. Per l'uomo sono state avviate le procedure di allontanamento dal territorio nazionale. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.